Si conoscono, si rispettano, ma oggi vogliono solo i 3 punti da questa gara. Lo abbiamo chiamato il derby di Halloween per la Serie A della Lega Calcio 8. È semplicemente Pisana contro Cotton Club. Buonasera e benvenuti al Ciriaci. Questa è la 6ª giornata. Tanti campioni della Lega si metteranno in luce. Eccone uno, Rocco Giordano. Se ne va, triplo dribbling e palla subito di lato. Forcina a centimetri dall'1-0. E però il servizio, poi Cesaro va giù e calcio di punizione per fallo di Sabatini. Ferretti è mancino, ma probabilmente toccherà per Piccolo. Parte invece Cesaro, secco in porta, accanto alla barriera. Andrea Cesaro, l'1-0 della Pisana Calcio 8. Arriva da fermo, segna il 7. Ha alzato il baricentro immediatamente il Cotton Club andando da Alan Sabatini. Il cross pilotato sul petto di Forcina che va giù. De Bernardo para, palla in angolo, proteste del Cotton. Forcina va giù e trattenuto, calcio di punizione. Su punizione era arrivato il vantaggio della Pisana. Qui Nolano, rasoterra, De Bernardo, Sabatini, la palla rimane lì, Forcina si gira in area e trasforma il pari del Cotton Club alla terza occasione creata. Alla fine Forcina fa 1-1, era arrivato su punizione il vantaggio della Pisana. Sugli sviluppi di una punizione arriva il pari del Cotton. Lì sta il numero 8 della Pisana, crediamo sia Cervini da quella parte. Laurato, si incunea Laurato, gli lascia lo spazio! Vicinissimo al 2-1 e di riuscire a farlo per 50 minuti in possesso di una forma straordinaria già ad inizio stagione, lo fa vedere anche nel mondo del calcio a 11 e corre ancora sull'assist di Cesaro, deve salvarsi ancora Santarelli. Rocco Giordano, un tiro cross e da dentro la porta ha segnato Capitan Zamperini. Forse la sfera sarebbe entrata lo stesso, ci ha messo il sinistro sull'invenzione di Rocco Giordano. 2-1 Cotton. Dai, bravo Rocco! Una Pisana che tiene molto spesso il pallino del gioco e qui se ne va col numero 8 da Laurato. Ottima la finta, si presenta in area Matteo Laurato, salta un uomo, Santarelli non può nulla, è il pari della Pisana, 2-2. Nicola rischia ed infatti consegna ancora il pallone alla Pisana. Ricci calcia in diagonale, Santarelli devia con la punta dei guantoni. Cesaro, 2 in barriera, calcia secco Santarelli a 2 mani, una grandissima parata, forse nemmeno l'ha vista partire, l'azione prosegue. Cesaro che sta recuperando da un infortunio molto scomodo, ma che oggi sta già dando attenzione. Intanto la palla dentro, Marco Giordano mette a terra De Bernardo, poi la alza sull'assist stupendo di Nolano. Di Pasquale Filonardi questa segnalazione, quando Forcina calcia, ma De Bernardo si supera ancora sul suo palo, va a complimentarsi Forcina. Non lo tengono davvero, allora Rocco Giordano col sinistro, Forcina dentro e Bertoldi in stirata se lo perde Ferretti. Grandissima azione del Cotton Club della fascia, è 2-3. Nolano, Giordano al posto di Sabatini, adesso fa il difensore. Rocco Giordano da quest'altro lato col solito surplus, poi Bertoldi al volo a pochissimo dal palo e da un super gol. Buon controllo, poi si invola, ne salta 2, il terzo è Zamperini però, che si staglia in anticipo. Arriva il fischio dell'arbitro che aveva dato il vantaggio, l'azione poi di Laurato si è infranta contro Zamperini, a fallo. E va corto però da Cervini che attende lì in zona, rientra Cervini, ha spazio per calciare Santarelli, un miracolo e poi non può nulla sul tap-in di Ricci. Grande azione della Pisana, ancora da fermo, è 3-3, una partita infinita. Con Giordano, con l'esterno, Forcina stoppa, gamba tesa su di lui, calcio di punizione Cotton. Occhio anche a Giordano lì vicino. Nolano, secco in mezzo alla barriera, di sale De Bernardo che non la vede partire, è il 4-3 immediato del Cotton Club. Nolano, Cervini, sale, va dentro Cervini, Ricci, Santarelli, ancora una volta. Zamperini sale solo ora, attende il suo arrivo Giordano, la batte su di lui, Zamperini scaglia contro la traversa il suo sinistro, sarebbe stata la doppietta. La sponda da Cesaro al volo, poi Nolano sporca un pallone importante, Matteo Laurato.
rientra, l'appoggia a Ferretti, può calciare, vuole liberare il sinistro, Ferretti lo scaglia, è una sentenza quella di Ferretti, il diagonale, la grande esultanza, il 4-4 della Pisana. Arbitro col fischietto in bocca, sono 3 fischi, è 4-4 nel derby di Halloween qui al Ciriaci tra Pisana e Cotton Club. È stata una partita straordinaria, la ripresa all'ultimo la squadra di Di Pasquale dopo che il Cotton aveva giocato un gran secondo tempo.